Il vecchio mangiaossa sta cercando cibo. Forse vi parlerò anche di lui, ma prima di iniziare a raccontare vorrei farvi capire dove ci troviamo. Questo è il mare oggi chiamato Mediterraneo, la sua parte occidentale, con le terre che lo circondano. Vedete cosa c'è al centro? Ecco la nostra terra. Voi la chiamate Sardegna. È un'isola grande e molto varia al suo interno. Ha avuto una lunga storia prima che ci arrivassero gli esseri umani, milioni di anni. In questo lunghissimo periodo il mare si è abbassato e alzato tante volte. Quando il clima era più freddo e i ghiacci imprigionavano tanta acqua, il mare si abbassava e la terra emersa si ingrandiva. Era più facile per gli esseri umani arrivare qui dalle terre circostanti. I miei antenati sono arrivati qui quando il mare si era già alzato per l'ultima volta, 8000 anni prima della vostra epoca. Sappiamo come attraversarlo se serve. Da quel tempo non siamo più andati via. I nostri antenati sapevano coltivare le piante e allevare gli animali, ma non avevano dimenticato come raccogliere e cacciare. Quando ancora non è tempo di raccolto, può essere utile. Ora che avete visto dove ci troviamo, posso cominciare a raccontarvi quello che so della mia gente. Avete voglia di seguirmi in questo viaggio lungo i secoli?